La rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31, venerdì 28 giugno, si va di gran carriera stamattina. Intanto vi ricordo il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà per avere puntualmente sott'occhio tutto ciò che va in onda durante la giornata. A proposito di questo, se avete 1000 domande sulla vicenda relativa alla strage di Erba, verità e giustizia sono in gioco in quella vicenda per tutti noi, come sapete, credo, ormai da anni. Potete fare tutte le domande che vorrete a partire dalle 8.30 all'avvocato Diego Soddu, che è qui in studio, tutore legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi, e che ha seguito la vicenda fin dall'inizio in dettaglio. Quindi alle 8.30 microfoni aperti in vista dell'udienza del 10 di luglio, nella quale si capirà cosa succede per questa storia emblematica dello stato della giustizia e dell'informazione nel nostro paese. Intanto alle 9 poi avremo con noi il professor Fabrizio Pezzani, 9:15, gli amici di ilsussidiario.net con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale. E nel frattempo andiamo a vedere, come al solito, l'agenzia ANSA, primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, dedicato al duello tra due anziani. Biden vacilla nel primo duello televisivo, il duello alla baggina americana, Trump più energico ma evasivo. I democratici sono in forte panico perché il soggetto, ma appunto Joe Biden, è messo male. Il presidente e il tycoon non si sono stretti la mano prima del dibattito ospitato dalla CNN ad Atlanta. I due rivali non si sono quasi guardati. Una voce molto più debole del solito, quella di Biden, e appunto i democratici in forte panico per la tenuta del presidente uscente. L'Europa invece ha scelto l'usato sicuro, insomma l'usato certamente. Ancora Ursula von der Leyen, l'Italia si astiene, dice Giorgia Meloni, nomine europee sbagliate nel metodo e nel merito, poi lo vedremo meglio dagli svariati quotidiani di oggi. Nel siracusano, cronaca, tragedia nel campo estivo, un bimbo cade nel pozzo e muore. Schiacciato dal tavolo, un bimbo muore mentre gioca in cortile, un'altra brutta notizia dell'agenzia ANSA in homepage. Poi l'inchiesta di Fanpage, cori, insulti antisemiti, dimissioni tra i giovani di Fratelli d'Italia. La gioventù meloniana, l'inchiesta di Fanpage. I figli assorbono oltre un terzo della spesa mensile delle famiglie, il report di Lega Coop, la Lega delle Cooperative e dei Compagnucci della Parrocchietta. 6 genitori su 10 sono costretti a rinunciare agli acquisti. Donnarumma, nuovo amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, non è il portiere della Nazionale ovviamente. Tanzilli presidente. Per il CDA di CDP, per il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, l'Assemblea rinvia al 2 luglio, ondata di caldo, bollino arancione in 17 città, oggi è 40 gradi, poi ci sono le nomine anche alla RAI. Lungo i fiordi della Groenlandia cercando l'idrogeno, questo è un titolo di una bellissima spedizione di cui dà conto l'agenzia ANSA in home page. E sempre dall'agenzia ANSA di stamani cosa c'è ancora da segnalare? Prezzi alle stelle per l'estate 2024 è un titolo che campeggia da 18-19 giorni. Cronaca, il 18enne ucciso a Milano è stata una spedizione punitiva. 3 gli arresti per l'omicidio di Johnny Sulejmanovic, scrive l'agenzia ANSA. Sono stati arrestati i presunti assassini del torinese Johnny Sulejmanovic, di origini bosniache, ucciso con 3 colpi di pistola nella notte tra il 25 e il 26 aprile, mentre dormiva nel furgone in via Varsavia, Milano, zona Orto Mercato. Sono in tutto 4 gli uomini indagati.
La GIP Ileana Ramundo ha definito nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere una spedizione punitiva pianificata e organizzata. Insomma, affari loro, detto in estrema sintesi. E sempre dall'home page dell'Agenzia ANSA per la politica, le opposizioni aprono il tavolo per il referendum sull'autonomia, carcere per chi blocca le strade, il disegno di legge sicurezza, ira delle opposizioni. Ilaria Salis debutta al Parlamento europeo, la Lombardia le chiede conto della casa occupata, questa qui è vecchiotta anche lei, mentre andiamo a vedere anche gli amici, gli amichetti di Dago Spia. La scosciatissima, sculettantissima Carla Bruni parla di politica, le elezioni in Francia mi fanno paura gli estremismi, come Marina Berlusconi, insomma. E poi il SUC di Bruxelles che ha riconfermato Ursula von der Leyen. A Palazzo Chigi il bordello continua, un bellissimo Dago Report. Da Roma, chiuse con tanti rinvii le nomine, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie eccetera, sul tavolo della Meloni resta da risolvere l'eterno pasticcio RAI. Ed ecco spuntare Salvini col coltello tra i denti, che non perde occasione per opporsi all'autoritarismo senza limitismo della Ducetta. Il plenipotenziario RAI del Capitone, Alessandro Morelli, incrocia le lame contro l'amministratore delegato in pectore, il meloniano Rossi, che non intende spartire la torta con il carroccio. Alla presidenza andrà la forzista Simona Agnes. Ai rodimenti di culo di Salvini, scrive in maniera elegante Dago Spia, occorre aggiungere le insofferenze dell'altro alleato di governo, Forza Italia, nella persona della proprietaria del partito, cioè Marina Berlusconi. La cavaliera Berlusconi ha fatto presente al signor Tajani che lui serve in tavola, cioè fa il cameriere, ma non apparecchia. In soldoni, caro Antonio, è la famiglia che prende le decisioni, non i tuoi amici romani. Incazzata per l'attacco sul Corriere di Marina Berlusconi, la psiconana, cioè come era ribattezzata Grillo, come Grillo battezzò suo papà, la psiconana è la figlia di Berlusconi Marina, chiama Pier Silvio e Pier Silvio la condisce via, come si dice in Lombardia. Le ha detto 4 fregnacce, ma no, ma stai tranquilla, bla bla bla. Il mondo al contrario, tra poco saranno gli studenti a decidere che voto vogliono. L'assurda protesta di una studentessa diciottenne di Venezia che, scontenta per l'esito della seconda prova alla maturità, ha deciso di fare lo sciopero del silenzio all'orale. Ambivo al 90, mi accontento del 60. Il voto? Avrei potuto pagare meno la retta alla Miami University in Ohio, ma è una questione di principio, per chi se lo può permettere, osserva Dago Spia. La notizia è che la scuola italiana è ridotta talmente male che con una scena muta all'orale, cioè quella va e prende per il culo tutti i commissari, si è promossi lo stesso. Evviva il merito, la meritocrazia. Che sommovimento nel Movimento 5 Stelle, continua poi Dago Spia, Grillo vuole terremotare la leadership di Conte. Poi abbiamo i peli incredibili sulle gambe di Carola Rackete, una roba mostruosa, sembra un camionista cecoslovacco. Il pelo di Carola vi fa un filo di libidine? Domanda Dago Spia. Capirai, la sinistra lerciona ha una nuova eroina, Carola Rackete, la capitana amica di Salvini, che speronò una motovedetta della Guardia di Finanza a Lampedusa, neoeletta al Parlamento europeo, riesce a vestirsi peggio di Ilaria Salis e a esibire una gamba senza ceretta, una gamba peraltro molto mascolina, appunto, sembra un camionista slovacco, con una quantità di peli che neanche la foresta nera. In pratica ha esibito una gamba senza ceretta, scrive Dago Spia, da fare invidia all'uomo di Neanderthal. Commenta Mascheroni, come primo atto body shaming, ma va là, 20.000 euro al mese si becca questa qui con i peli sulle gambe. Come primo atto ufficiale ha incontrato il leader di una popolazione indigena per denunciare le violenze che agitano la Colombia, notoriamente uno dei paesi chiave per il futuro dell'Unione Europea. Poi c'è lo sguardo di Mario Secchi che colpisce dalla prima pagina, dall'home page anzi, di Dago Spia, di ritorno dalla registrazione di 8 e mezzo 2 sere fa,
Mario Secchi era attovagliato all'Hotel Locarno di Roma per un aperitivo con la sua fedelissima e sodale Rita Lofano, da lui promossa direttore dell'AGI. Capirai che notizia, una roba incredibile. Con ciò direi che possiamo anche fare a meno di Dagospia, dove compare peraltro Miriam Bartolini, cioè la moglie, l'ex moglie di Berlusconi, Veronica Lario. Novità dalla Lario Real Estate. Che colpaccio per Veronica Lario, cioè per Miriam Bartolini. La seconda moglie di Berlusconi, l'ex moglie di Silvio, ha venduto un immobile a Londra, nel lussuosissimo quartiere di Kensington, per circa €1 milione. Grazie all'operazione, la sua società immobiliare, Poggio SRL, è tornata dopo molto tempo in utile, chiudendo il bilancio con un guadagno di circa €85.000. A Veronica manca il fiuto dell'ex marito, tutti gli altri suoi affari sono in perdita. Anche questa è una notizia della quale non si può fare a meno. È importantissima. Con ciò lasciamo Dagospia e andiamo a vedere i quotidiani. Finalmente qualcosa di serio. Dai, Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, si occupa delle urla dal mare. Con 70 tra morti e dispersi, il bilancio del naufragio di Roccella si avvicina a quello di Cutro. I vescovi calabresi chiedono che le voci di questi morti non restino inascoltate. C'è la deriva della nostra umanità. In effetti, bisogna evitare che partano persone per viaggi molto pericolosi. Di fronte all'ultimo naufragio, davanti alle proprie coste, i vescovi di Calabria si uniscono al dolore dei familiari e di coloro che hanno perso la vita nel cimitero mediterraneo. Denunciano con forza l'anestesia delle coscienze, parlano di ennesima sconfitta dell'umano, evocando miopi misure incapaci di evitare simili tragedie. A Roccella c'è stato un naufragio anonimo, invisibile. Ultimo bilancio, 36 morti, oltre 30 le persone mai recuperate. L'ammiraglio in congedo, Vittorio Alessandro, dalle colonne di Avvenire, punta il dito contro le informazioni centellinate dei soccorsi. Mi sembra che queste modalità di operare ritornino in modo preoccupante. Se non si corregge il tiro, il buco nei soccorsi, dobbiamo aspettarci altre tragedie. Papa Francesco ha detto dobbiamo essere coltivatori e non predatori del creato. E poi gli oppioidi, stop negli Stati Uniti ai patteggiamenti, non bastano 6 miliardi per risarcire i morti, non basterà la somma monstra di 6 miliardi di dollari a mettere fine al caso Purjure e al suo antidolorifico Oxycontin. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i membri della famiglia Sackler non possono essere protetti dalle azioni legali sul loro ruolo nella crisi degli oppioidi. In una decisione che ha spaccato il collegio americano, 5 voti a favore e 4 contrari, i giudici hanno ritenuto che il codice federale sui fallimenti non autorizza uno scudo di responsabilità per terzi negli accordi. Stop ai patteggiamenti, non bastano 6 miliardi per risarcire i morti, la famiglia proprietaria della casa farmaceutica deve pagare, insomma. Intanto il PPE media Meloni tratta, nella nuova Unione Europea c'è il nodo dell'Italia, scrive il quotidiano Avvenire. Il Corriere della Sera, lo vediamo istantaneamente, apre la prima pagina con l'accordo europeo ma senza l'Italia. Meloni si astiene su Ursula von der Leyen, dice no a Costa e Callas. Scelte sbagliate, dice il premier italiana. Primo via libera, regge l'intesa sulle 3 nomine ai vertici. Salvini osserva e commenta, questo è un colpo di Stato. Intervista a Davide Prosperi, docente della Bicocca di Milano, dal 2021 leader di Comunione e Liberazione. La nuova CL non rinuncerà a dare giudizi sulla realtà. La fede deve essere armata, non in senso bellicoso, a volte ci si oppone alle logiche del mondo, dice il nuovo leader di Comunione e Liberazione dal 2021, Davide Prosperi. Frasi antisemite e cori fascisti, un'altra bufera sui giovani di Fratelli d'Italia. In un video di fan page si ascoltano frasi antisemite e cori fascisti. Si dimettono 2 esponenti di giovani di Fratelli d'Italia, Flaminia Pace e Elisa Segnini, offesa anche la senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli, ex portavoce della comunità ebraica. A proposito di Mieli, Paolo Mieli, il presidentissimo direttorissimo di tutto il gruppissimo del Corrierissimo della Serissima, è autore dell'articolissimo dedicato al cerchio che non è magico, la cultura di governo. Non capita tutti i giorni che la Camera dei Deputati si alzi in piedi ad applaudire il Presidente del Consiglio, non capita mai. È accaduto mercoledì quando Meloni ha usato parole forti per condannare l'orribile e disumana morte di Satnam Singh.
puntando l'indice contro l'atteggiamento schifoso del datore di lavoro e definendo l'accaduto come frutto dell'Italia peggiore. Quando hanno sentito la Premier parlare così, i deputati si sono levati dal loro scranno e è partito l'applauso unanime. Eccezione fatta per ministri, viceministri, sottosegretari, ai quali lei stessa ha dovuto rivolgere un'esortazione vernacolare perché si alzassero in piedi anche loro. Per una frazione di secondo si è visto qualcuno che faceva fatica a capire come comportarsi. Questo marginale episodio, ci spiega Mielissimo, ci dice molto dell'attuale compagine di governo. Persone che per mancanza di sensibilità o distrazione da smartphone non sono capaci di cogliere neanche un'opportunità davvero unica e con le dovute eccezioni interpretano il loro ruolo come qualcosa di dovuto. Il cerchio non è magico, bisogna avere cultura di governo, esorta il direttorissimo. Con ciò vediamo anche le altre questioni di prima pagina sul Corriere della Sera. E in primo piano la tragedia di Palazzolo Acreide nel siracusano, un bimbo di 10 anni è morto cadendo in un pozzo di 15 metri, era in gita con il fratello, disabile per un campo estivo gestito da una cooperativa, inutili tentativi di salvarlo. E ancora abusi e violenze in collegio, questa è la testimonianza shock della famosa Paris Hilton davanti al congresso americano. L'ereditiera chiede una legge che protegga chi non ha voce. E il delitto di Pescara, Christopher Thomas Luciani è stato ucciso con feroce blitz a tradimento, il sedicenne non ha avuto neanche la possibilità di difendersi e di reagire. Il caffè di Massimo Gramellini ci riporta alla prima della classe che fa scena muta davanti alla commissione di maturità per protesta contro quella che considera un'ingiustizia. È una spremuta di adolescenza ed esprime le meraviglie e i limiti di quell'età che ormai per molti si protrae fino alle soglie della pensione. Un po' mi riconosco nel suo cupio di solvi narcisistico. Talvolta, scrive Massimo Gramellini, talvolta mi è capitato di prendere decisioni che andavano contro i miei interessi all'unico scopo di far sentire in colpa chi considerassi responsabile di avermi inflitto un torto. Linda pratica sport agonistico, è abituata ad accettare i verdetti del campo, ma quando ha visto che, a causa di conclamati dissapori tra due commissari d'esame, una classe di brillanti traduttori dal greco come la sua aveva rimediato la media del 3,5 nella prova scritta su Platone, ha scelto la strada della contestazione plateale. A dare peso ulteriore al suo gesto era stata comunque tra le poche a prendere la sufficienza. Si è sacrificata per la causa e avendo anche parecchio da perdere, perché è vero che sarà promossa lo stesso, ma con un punteggio troppo basso per vincere la borsa di studio americana che aveva già in tasca. Forse una persona più matura, conclude impareggiabilmente Gramellini, avrebbe risposto a tutte le domande e solo dopo si sarebbe lamentata dell'ingiustizia subita agli iscritti. Però mi pare che di persone mature non ce ne siano poi molte in questa storia, neanche tra gli adulti. Bello, eh? Che bello. E andiamo, che bello. E andiamo a vedere un'altra bella prima pagina. Bellissimo. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano dell'editore svizzero, il Domani. Cosa ti ridi tu al di là del non vetro di regia? Il Domani di Carlo De Benedetti, e scusate se è poco, apre la sua prima pagina con i sovranisti spaccati sulle nomine dell'Unione Europea. Meloni in imbarazzo sui fascisti di Fratelli d'Italia. C'è anche il politologo Camus sulle elezioni francesi. Questo qui va a pranzo con Gramellini e con quella gentile ragazza che ha protestato per il 3,5 a Platone della versione l'università americana, mia zoppa. Andiamo tutti a pranzo col politologo Camus sulle elezioni francesi. Le Pen e Bardella restano filorussi e xenofobi, dice il Camus. Al Consiglio europeo il pacchetto delle nomine, bla bla bla. E poi ancora ultraortodossi al fronte, i dubbi di Netanyahu. Non c'è molta roba interessante, ricevute gonfiate, insulti al tassista e Fincantieri licenzia una manager. Questa qui è già più simpatica, a pagina 6.
Andiamo a vedere di che cosa si tratta. A pagina 6 le malefatte di Lorsignori, insulti e battute al tassista e Fincantieri licenzia una manager, tanto per cambiare, berlusconiana, perché come sapete Carlo De Benedetti era un grandissimo amico di Silvio Berlusconi. La richiesta della ricevuta gonfiata. Si chiama Sabrina Di Stefano, ha militato nell'esercito di Silvio, nato per difendere Berlusconi dall'attacco giudiziario mitico. L'azienda di ieri ha licenziato, cioè com'è finita questa in Fincantieri? Che competenze cantieristico-navali aveva? Moltissime. Sapeva navigare. L'azienda ieri ha licenziato Sabrina Di Stefano dopo il video in cui insulta un tassista per avere una ricevuta utile a un rimborso gonfiato dall'azienda di Stato, la sua passione per Berlusconi. È una che sa navigare questa qui, cosa c'è di male? Quindi va a Fincantieri. Domani lo lasciamo e andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Apertura con Meloni e i nemici in casa. Antisemiti, ECR e Salvini. Sola nell'Unione Europea, povera Giorgia. Tratta nella notte per spacchettare le nomine. Finta guerra, azzoppata da Baby, FDI e alleati. Si distingue ma non rompe. Certo che titoli così, fai fatica a capire di che cosa si parla in prima pagina sul Fatto Quotidiano. In taglio alto, ma che ambientalisti. Così il governo blocca le opere. Il ministero di Pichetto Fratin non nomina la commissione sull'ambiente. Andiamo a vedere se la frase sopra la testata è più chiara. Bollette energia. Un emendamento pasticcio della Lega fa perdere il mercato protetto anche ai vulnerabili, fragili e anziani. Dagli amici mi guardi Dio. Ho la sensazione che non sia andata così perché la questione l'ha seguita uno bravo, cioè Gusmeroli. Intanto Vannacci è indagato per falso e Sgarbi per un'induzione. E a noi che ce frega? Nel frattempo, altro che isolato, la rete di Putin si estende in mezzo mondo. Bravo Putin, dice Marco Travaglio come sempre. E poi c'è la signora Lucarelli che si occupa di un soggetto, tal Alberto Ferrarini, che chi cazzo sia lo sa lei e lo sapranno tutti i suoi seguaci. Mentre ex voto si intitola il pezzo di Marco Travaglio. L'ideona anti-astensionismo di La Russa, cioè abolire i ballottaggi alle comunali quando un candidato supera il 40%, contiene una notizia bella e due brutte. La bella, la seconda carica dello Stato ha scoperto l'astensionismo. Purtroppo io mi sono già annoiato, mi spiace, ormai sono diventato intollerante. Il Giornale apre la sua prima pagina con la foto di un invecchiatissimo, super invecchiatissimo Marco Tronchetti Provera. Invecchiamo tutti, invecchia anche lui. I soldi non bastano a frenare l'avanzata dell'età implacabile. Il Green Deal è una follia tra idiozie e fesserie. La sostenibilità è prioritaria, dice l'imprenditore Tronchetti, contro gli ultraecologisti, ma no a percorsi ideologici. Intanto si allunga la fila di chi sceglie di stare dalla parte giusta, scrive Alessandro Gnocchi, dalla parte giusta inteso contro il Green Deal. Alessandro Sallusti invece si occupa di una categoria alla quale appartengono moltissime persone, gli stupidi a prescindere, come da titolo dell'editoriale. Certo che fa tristezza questa gioventù meloniana, termine coniato per rimandare a quella hitleriana, non guasta mai, che, spiata da un giornalista infiltrato, rivela avere aspetti davvero inquietanti di pensiero e parole. Da non crederci. Sarebbe come se una giovane andasse in giro per l'Europa con la gioventù non meloniana, specializzata nello spaccare teste ad altre gioventù, dopo essere stata condannata più volte per reati di violenza, oltre che verbale anche fisica, nei confronti delle forze dell'ordine e avendo occupato abusivamente case pubbliche destinate ai poveri, venisse infine eletta deputata europea nelle file della sinistra. È davvero incredibile quanto deplorevole, scrive Alessandro Sallusti, sia questa gioventù meloniana che sfregia le basi della nostra civiltà. Non punirla sarebbe solidarizzare con la gioventù non meloniana. Se le venisse in mente, cosa che non può accadere perché quella è gente seria, di sfregiare le nostre opere d'arte, imbrattare monumenti unici e preziosi, provocando ingenti danni economici in nome di una non meglio precisata salvezza dell'umanità. Ovvio che al di fuori da quelle meloniane le gioventù sono ligie al dovere, ragazzi e ragazze fantastici. Insomma, ironizza, cerca di farlo Alessandro Sallusti, solo la gioventù meloniana fa schifo, gli altri sono tutti giovani meravigliosi, tipo la Salis, che giovane non è, ha 40 anni. Comunque, figuriamoci se è possibile che a dei giovani non contagiati dal virus meloniano possa venire in mente di uccidere a coltellate un loro coetaneo, così, per vedere l'effetto che fa. E poi, come se niente fosse, andare a farsi un drink in spiaggia con tanto di selfie.
quelli hanno ammazzato a Pescara, però non risultano iscritti a nessun partito, a dire il vero, cioè sono giovinastri, punto e basta, mentre questi qui sono dell'organizzazione partitica giovanile di Fratelli d'Italia. Comunque, Transeat, mai saputo di una cosa simile. Ho fatto dell'ironia a basso costo, scrive appunto il direttore del giornale, per dire che abbiamo scoperto l'acqua calda. Ci sono non pochi giovani cretini, alcuni di loro pericolosi, ma peggio di loro c'è solo chi da oggi vorrà far credere che questo accade solo a destra, in modo strumentale prova a inchiodare solo loro a un teorico mandante morale e politico. I messaggi violenti e minacciosi, anche fisicamente, nei confronti della ragazza al centro del caso con cui la gioventù non meloniana ha invaso ieri il web, ne sono la prova. Stupidi si nasce, non si diventa per fede politica, conclude il direttore del giornale. Le nomine europee, Meloni dice no, accordo sui top jobs, chissà perché li chiamano in quel modo, comunque ora tocca al Parlamento, ma la Premier si astiene su Ursula e boccia Costa e Callas. 2 dimissioni e presa di distanza, pugno duro di Fratelli d'Italia sulle frasi antisemite dei giovinastri della loro organizzazione giovanile di cui sopra, e poi il sondaggio di Nicola Piepoli. Unione Europea, 6 su 10 vogliono il centrodestra. L'analisi del giornale sul terrore islamico che viene dall'Asia e la rabbia dei gay ebrei esclusi dal Pride di Milano. Scema muta. E qui torniamo alla ragazza impareggiabilmente raccontata da Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, con giù la maschera a fondo pagina in prima pagina sul giornale di Luigi Mascheroni. Nessuna parola è tanto efficace quanto un silenzio al momento giusto, ma è vero il contrario anche, ci sono silenzi più stupidi di qualsiasi discorso sbagliato. Ci è venuto in mente, ma scusate, una che va lì e dice palesemente non me ne frega un cazzo di voi, siete dei cretini, non parlo con voi, all'esame di maturità. Ai miei tempi io avrei pensato che si poteva, ai miei tempi, sembra l'età del dinosauro, mica neanche tanti anni fa. Uno viene bocciato, no? Vai lì, fai la sceneggiata, ti assumi le tue responsabilità, ti bocciano e fine del discorso. No, questa qui l'hanno promossa. Comunque ci è venuto in mente, pensando a quanto è successo a una studentessa del liceo classico Foscarini di Venezia, uno dei più antichi nobili d'Italia, la quale ha varato il primo sciopero dell'orale della storia degli esami di maturità. Questa qui avrà un successo della Madonna, come minimo la prendono in televisione. È successo che dopo la pubblicazione dei risultati dello scritto di greco, dove ha preso 6,5, un voto da lei considerato umiliante, per protesta, le nuove generazioni protestano, ha deciso di andare all'orale e fare scema muta. Comunque può permetterselo, è già iscritta alla Miami University, Ohio. Forse ha ragione lei, forse la prof ha sbagliato, forse c'è dell'altro, non si sa. Noi sappiamo che nella vita, conclude Mascheroni, esistono ingiustizie. Una buona prova di intelligenza, carattere, maturità sarebbe stato presentarsi davanti alla commissione, sostenere l'esame e dopo chiedere spiegazioni, manifestare disappunto. Ma alla fine la colpa è nostra, siamo la generazione che doveva uccidere i padri, ha devastato i figli. Dimenticavamo, e la studentessa? Lei non ha problemi, se le va male farà l'influencer o l'europarlamentare. Così si conclude la prima pagina del giornale che fa diga sta al monte. Andiamo a vedere Il Tempo di Roma, Ursulina. Che stupendo gioco di parole. Come si gode in prima pagina sul Tempo. Ecco i nodi della trattativa. Ursulina. Piccolina piccolina col cadregone grande grande, la fotografia di prima pagina. Ecco i nodi della trattativa. Macron e i paletti di Meloni, la commissione parte azzoppata. Di spalla insulti a Ester Mieli dai giovani di Fratelli d'Italia. Donzelli e la Russa subito fuori dal partito, quei giovinastri schifosi, mentre Geolier, c'è sta Geolier in prima pagina sul Tempo di Roma, sono stato salvato dalla musica, dice Geolier, te credo, mentre sempre dalla prima pagina del Tempo si affaccia con un piglio decisionista il vice premier e ministro degli esteri e capo, attenzione alla parola, di Forza Italia, Tajani, la terza via di Tajani. Tusk dice mai senza Italia, ma per Salvini è un golpe. L'ottimo presidente uscente dell'Emilia Romagna Bonaccini, dopo l'elezione a Bruxelles, scatta la corsa alla successione in Emilia Romagna, in pole position l'usato sicuro Del Rio e De Pascale. Non è ancora stata fissata la data del voto, potrebbe essere il 27 ottobre. Mentre, attenzione, il ministro per le pari opportunità, Eugenia Roccella, sta con Marina Berlusconi. Ho le stesse preoccupazioni. Il dialogo con la sinistra si può fare, ma partendo dai dati reali. Il caso di Trevignano, sulla Madonnina di Trevignano, la Chiesa conferma i dispositivi già adottati dal Vescovo Salvi.
vietata alla veggente la dottrina della fede. L'anatema sulla veggente, scrive Il Tempo di Roma, e noi andiamo in pausa con grande gaudio e con somma letizia. Di stile e stiletto, la disarmante voce della semplicità, in una visione soggettiva e femminile della realtà, con disincanto, crudezza, dolcezza e poesia. Le Armelline della Pesca, con Luisella Pescatori, detta La Pesca, ogni mercoledì alle ore 15:30, su Radio Libertà, la tua radio. E allora, prima pagina di Repubblica con Meloni, virgola, la notte dei no. La nuova Europa, nomine ai vertici dell'Unione, von der Leyen, Costa Callas, la premier italiana il premier isolata, si astiene su Ursula e vota contro gli altri. Duro il cancelliere tedesco Scholz. Porte chiuse alle destre populiste. Cori fascisti, insulti antisemiti, dimissioni dei giovani di Forza Italia. Poi Ustica, l'appello di Mattarella che vuole la verità, per fortuna che c'è l'intrepido Giletti a mettere a posto tutto, e sempre dalla prima pagina la Marina italiana su Repubblica in missione nell'Indo-Pacifico. Per la prima volta l'Europa della difesa si schiera nell'Indo-Pacifico, dimostrando la capacità concreta di intervenire, bla bla bla. Ora c'è il carcere per chi blocca la strada, tipo i cucù che protestano contro il cambiamento climatico e non fanno passare le macchine. La protesta delle opposizioni, gli attivisti di ultima generazione in foto su Repubblica. Per loro ci sarà il carcere per chi blocca la strada. Basta saperlo e poi ti regoli di conseguenza, no? E lasciamo con questo, c'è un'altra bella roba interessante. Geronimo La Russa, uno dei figli indiani del presidente del Senato, col nome indiano, perché gli piacevano gli indiani d'America, i pelli rossa si diceva una volta con brutto termine, e le mani della destra sul Piccolo di Milano, il Piccolo Teatro. A pagina 8 la gustosa questione viene affrontata da Repubblica, da Sara Chiappori. La Russa e San Giuliano, il Presidente del Senato, Ministro Cultura, all'assalto del Piccolo Teatro di Milano. Strehler si rivolta nella tomba, il teatro commissariato con un loro uomo. Il figlio del Presidente del Senato, che è nel Consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro su indicazione del Ministro San Giuliano, chiede un segretario generale di area, cioè un amichetto suo, da affiancare al direttore Longhi. Così, che scandalo! Intanto in Rai la Lega punta al direttore generale e fa saltare la giostra delle nomine. Sentiamo un po' anche questa storiella di cadreghe, poltroncine e Rai. Si era tenuto largo il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi, il predestinato da Giorgia Meloni alla carica di prossimo amministratore delegato aveva posticipato al 19 luglio la presentazione dei palinsesti d'autunno, convinto che per quella data avrebbe potuto presentarsi a Napoli con il pennacchio in testa di capo azienda, cioè di nuovo amministratore delegato. Peccato che le tensioni interne alla maggioranza, con la Lega sul piede di guerra, pronta a sabotare gli accordi di spartizione, rischino di scombinargli i piani, rallentati anche dal ricorso presentato dall'ex direttore TG3 Rizzo Nervo per bloccare il bando di selezione dei 4 consiglieri di amministrazione di nomina parlamentare che è necessario per insediare il nuovo vertice Rai. Il verdetto dovrebbe arrivare il 4 luglio, quando il Consiglio di Stato si riunirà per stabilire se accordare o no la sospensiva richiesta ed eventualmente sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. In attesa dell'udienza di merito che il TAR ha fissato per il 23 ottobre con inevitabile allungamento dei tempi immaginati da Giampaolo Rossi per diventare amministratore delegato. A ben vedere, più che la giustizia è Matteo Salvini a frenare il guru di Colle Oppio, la sezione ex Missina dove si è formata buona parte della classe dirigente meloniana. Indispettito per la bulimia di potere, il sottosegretario Alessandro Morelli, delegato dalla Lega alle trattative, ha fatto saltare il tavolo delle nomine Rai per ridisegnare gli assetti della Rai sovranista. Non puoi decidere tutto da solo senza confrontarsi, scegliendo tu per noi, è l'accusa di Morelli lanciata in una delle ultime riunioni. Non è un mistero che la Lega punti alla casella di direttore generale, che però Rossi vorrebbe destinare a un suo fedelissimo, il responsabile del personale Felice Ventura, lasciando a bocca asciutta l'attuale amministratore delegato Roberto Sergio, il quale nel frattempo si è legato a Salvini per conservare il cadregone, un ruolo
da cui, avendo gli azzurri ipotecato la presidenza del CDA per Simona Agnes, dipendono a cascata le altre direzioni strategiche della RAI, che però sempre Rossi avrebbe già in larga parte riconfermato, incluse quelle del PD, col risultato di tagliar fuori la Lega, che ora è risoluta a non mollare. A far saltare la mosca al naso a Morelli l'idea di assegnare il coordinamento dei generi a Stefano Coletta, caro al centro-sinistra, come pure Silvia Calandrelli, che resterebbe a Rai Cultura, Maria Pia Ammirati alla Fiction, Paolo Del Brocco a Rai Cinema. I Fratelli d'Italia Paolo Corsini e Angelo Mellone continuerebbero a guidare l'approfondimento Rai e il daytime, che significa controllare i talk e i programmi nazional popolari. La Lega manterrebbe l'intrattenimento con Marcello Ciannamea, ma non otterrebbe alcun'altra promozione, né per Fabrizio Zappi, ora Rai Documentari, né per Marco Caputo, inchiodato a vice di Corsini. Le manovre di Rossi per portare in CDA in quota Lega Alessandro Casarin anziché Antonio Marano, sponsorizzato da Morelli, avrebbero fatto traboccare il vaso e spinto Salvini a ordinare lo stop. Così sulla vicenda Rai il quotidiano La Repubblica. Andiamo rapidi perché il tempo è prezioso. La Stampa di Torino apre con lo strappo di Meloni sull'Unione Europea, ma von der Leyen ce la fa lo stesso e fa il bis. Sabina Guzzanti sulla libertà, siamo tutti manipolati, dice l'attrice. L'intervento di Paolo Virzì, che oltre a fare a botte col pettoruto moroso della sua ex morosa, si occupa di quando eravamo un paese di piccoli e calcolatori borghesi. Interessantissimo, mentre sempre in prima pagina sulla Stampa il reportage di Francesca Schianchi sulla Francia lacerata, provincia con Le Pen, Parigi e le grandi città assediate dalla destra. La destra avanza ovunque, in Francia a quanto parrebbe. Sempre dalla Stampa cosa c'è ancora da segnalare? Un commento da par suo di Marcello Sorgi sull'eurotrasformismo che regna a Bruxelles, gli Stati Uniti e le due tribù dei due vecchietti, Biden e Trump, e poi ancora un tipo che si affaccia in prima pagina, Gianni Infantino, il presidente della FIFA, un cittadino svizzero. L'amore è nato con Altobelli, la mia passione azzurra, una roba interessantissima anche questa qui. La Federazione Internazionale Football Association, la FIFA. Buongiorno di Mattia Feltri si occupa di schiavitù di coscienza. Libertà di coscienza. C'è un'espressione più stupida fra le stupide espressioni della politica? Eppure la usano tutti da anni. L'ultimo, il segretario di Forza Italia Tajani. Siccome Marina Berlusconi si è detta vicina alla sinistra su fine vita, aborto, diritti gay, lui ha obiettato che sono temi su cui il partito lascia libertà di coscienza. Si potrebbe dedurre che su altre questioni dunque c'è prevista la schiavitù di coscienza. Di solito i leader di partito sono così magnanimi da riconoscere una libera coscienza ai loro parlamentari quando si dibatte di argomenti eticamente sensibili, fine vita, aborto, diritti gay. Come se l'autonomia differenziata, una legge elettorale, le regole per l'immigrazione, un nuovo reato non fossero argomenti etici su cui seguire la coscienza oltre alle direttive di partito. La libertà di coscienza, filosofeggia Mattias Feltri, è un caposaldo della democrazia, esplicitata o sottintesa in ogni Costituzione occidentale, molto chiaramente in quella italiana. Il parlamentare, dice la nostra bellissima Costituzione, fa l'interesse della nazione, risponde solo a se stesso e non al segretario di partito. Poi sarebbe sciocco trascurare che il consenso si raccoglie soprattutto attorno ai partiti e nessuna politica di governo sarebbe possibile senza una quota di disciplina indotta dalle dirigenze. Però, perlomeno, fino a qualche anno fa i partiti c'erano, servivano a discutere, litigare, arrivare poi a posizioni condivise. Ora, conclude filosofeggiando e politicheggiando Mattia Feltri, sono sedie gestatorie i partiti per il trasporto del molto glorioso padrone che distrattamente si crede padrone anche delle coscienze altrui. Lasciamo la Stampa, andiamo a vedere La Verità di Maurizio Belpietro, l'argomento principale, Camilla Conti, Matteo Lorenzi, ne scrivono: sindacato e Tronchetti scoprono che il green fa fallire le aziende. Durissimo l'imprenditore Tronchetti Provera. Affrontiamo una follia. Ignoranti, ideologizzati creano danni enormi. Dobbiamo fare tutto elettrico quando materie prime, batterie, pannelli, pale eoliche sono in mani altrui. Sono fesserie. Cazzarola, l'ha detta bella chiara il Tronchetti Provera. La FIM CISL parla di crollo delle commesse per colpa di tassi e transizione green.
Intanto, scrive Maurizio Belpietro, Bersani non ha capito neanche il suo premierato, soltanto supercazzole. Cosa vuol dire il suo premierato? Il premierato alla tedesca. Anni fa chiesi a Bersani, segretario PD, di quante righe fosse composta la proposta del suo partito in materia di lavoro e non lo sapeva. Il problema non era il fatto che il candidato a guidare il paese non conoscesse quante parole fossero dedicate al tema del lavoro nel suo programma, ma il fatto che l'aspirante allora presidente del Consiglio e il PD dedicassero appena 8 righe a questo argomento, con frasi oltretutto molto generiche. Ricordo che Bersani provò a buttarla in vacca con battute sulla mucca nel corridoio, il tacchino sul tetto, facendo il simpatico, ma chiunque fosse di fronte alla TV ebbe la rappresentazione plastica di come l'erede di una forza politica che si era riempita la bocca di classe operaia di problemi di chi lavora sapeva zero. Ricordo l'episodio perché mi ha fatto sorridere ieri l'intervista sulla Stampa dello stesso Bersani che parla della riscossa della sinistra e si lascia andare a commenti correggendo Meloni sulla proposta di premierato che nel 94 fu presentata proprio dalla sinistra, ricorda Belpietro. C'è la foto di Meloni in prima pagina sulla Verità, controordine compagni, parte l'euro corteggiamento della Meloni, parte anche l'euro digitale, questa è una notizia che dà Italia Oggi in maniera interessante, lo vedremo dopo. Notte da Meloni, pronta ad alzare la posta. È scattata la gara a corteggiare Giorgia Meloni, scrive La Verità. Marcello Veneziani, imbarcare Giorgia conviene più all'Unione Europea che a lei, però la sinistra è idiota. E poi l'autonomia del PD, autonomia regionale, era uguale a quella di oggi, ma ora fa schifo. La questione dei dati sanitari, il garante può bloccare tutto, mentre il governatore Fedriga ciancia, cioè dice cazzate sul diritto alla salute in pericolo, l'autorità competente parla di disomogeneità e zero informazione nell'acquisizione in corso del passato clinico degli italiani nel fascicolo. Vi confesso che quella roba qui l'ho capita poco, ma non l'ho neanche approfondita a dire il vero. Comunque, fascicolo sanitario, il garante può dire stop. Le criticità riguardanti il dossier digitale sanitario e l'acquisizione dei dati prima del 2020 sono confermate dall'autority, la quale, vista la disomogeneità tra regioni e scarsa informazione, potrebbe bloccare tutto. Sulle bollette addio al mercato tutelato, deroghe per 4 milioni e mezzo di vulnerabili, Gusmeroli Lega dice i fragili potranno passare al regime graduale. E ancora dalla prima pagina della Verità, incostituzionale il prelievo di Mario Draghi a carico delle imprese energetiche, la Corte Costituzionale ha bocciato la tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche 2022. Le accise andavano escluse dal calcolo del prelievo. E dunque si profila un nuovo possibile buco nei conti pubblici provocato dall'ex premier Draghi, dopo quello per i mancati controlli sul superbonus e la voragine sugli stoccaggi del gas. A chiudere dalla prima pagina della Verità, Mario Giordano, il trapper Baby Gang spara e ferisce, ma i video con la pistola per i giudici sono arte, sono espressione artistica. È bianca, è etero, è più brava di loro, racconta Giorgio Gandola, le nere la fanno fuori dalla nazionale. Razzismo al contrario, razzismo punto e basta nel basket femminile americano ai danni di Caitlin Clark, che è bianca in un ambiente di nere. Lasciamo La Verità, andiamo a vedere Libero. Salis, un'altra volta, ecco le prove. La vicina di casa dice era qui, abitava qui, è stata abusiva per anni. Una testimonianza inchioda l'eurodeputata Ilaria Salis, ha occupato l'alloggio popolare fino all'inizio della Covid. Spuntano altre proprietà immobiliari del Paparino e la eurodeputata ammette immunità per avere il processo. Sempre dalla prima pagina di Libero, le lezioni di stile a Bruxelles, cazzo se sono combinati male questi tre, ovvero Salis, Mimmo Lucano e la Carola Rackete, sono vestiti che fanno schifo, proprio una lezione di stile, scrive Alessandro Gonzato. Daniele Capezzone si occupa invece della destra che rifiuta l'antisemitismo. La morale da sinistra no, ma Fratelli d'Italia adesso deve aprire le porte, scrive Daniele Capezzone. Ginevra Eleganza sui baby compagni visti da vicino, intollerante e omologata, vi racconto cos'è davvero la gioventù saviana. E poi poliziotti maiali
per i magistrati dirlo non è reato. Se ne occupa Pietro Senaldi. Forze dell'ordine sempre più svilite. Questo su Libero. Abbiamo visto Libero, adesso andiamo a vedere per esempio sul giornalone la prima pagina del Sole 24 Ore, che si occupa di fisco, i buchi della lotta all'evasione. Non pagate l'80% delle tasse contestate, scrive il Sole 24 Ore, sulla base di un rapporto della Corte dei Conti. Tra il 19 e il 23 gli accertamenti sono crollati del 34,4%, ma non c'erano mica i migliori al governo in quel periodo lì, compreso Draghi. Comunque, le entrate tributarie corrono, ma soltanto grazie a chi paga le tasse in modo spontaneo. Secondo la Corte dei Conti, che ieri ha pubblicato il giudizio di parificazione, rendiconto dello Stato, soltanto il 20% degli importi di avvisi bonari viene riversato dai contribuenti. Chi non paga ha ampie probabilità di evitare le verifiche. Il tutto sotto il Conte 2 e sotto Mario Draghi. Te capì? Mentre lasciamo il Sole 24 Ore, andiamo a dare un'occhiata magari così en passant. Aspettate un attimo perché dobbiamo ripartire da capo sulla home page del giornalone. Dopo il 24 Ore cos'è che andiamo a vedere un attimo? Per esempio il foglio di Ferrara e Cerasa. Ci voleva Marina la cavaliera, scrive proprio Giuliano Ferrara, per ricordare all'accozzaglia anti-Cav che Berlusconi era nient'altro che un democristiano di sinistra. Intanto, sempre dal Foglio, cosa c'è di interessante? Il codice Orban, fratelli di balbuzie, Fratelli d'Italia, la Gioventù Nazionale, l'anti-ebraismo, dove vanno i polacchi, la legge antidissenso. Vediamo se Andrea Marcenaro la RAI, anche le ferie della RAI, ricorsi, rinnovo del CDA rimandato, problema amianto, ma la guerra è per chi fa il direttore generale, scrive il Foglio. Dicevamo, vediamo se Andrea Marcenaro ci fa sorridere amaramente come al solito e intelligentemente nella sua Andreas Version in prima pagina sul Foglio. Sto scoppiando, non ce la faccio più, non mi tengo. L'Ucraina chiede di difendersi e io sto per scoppiare. La Russia di attaccare e sto scoppiando uguale. Esplodo se Israele va a Rafah. Esplodo se non ci va. Se dal Libano si spara, se non si spara. Mi accendono la miccia se danno armi all'Ucraina. Se no, me ne accendono due. Sono la terza guerra mondiale. Scusate se è poco. Ora ne è giunta un'altra, più grave. Sarebbe in corso uno scontro all'ultimo sangue tra la RAI, che vuole a tutti i costi Maria Latella, e un potente nemico che non ne vuole che ne vada. Tra l'azienda capofila della nostra produzione culturale e una forza del male che ne sabota il matrimonio. Ne sabota. Le fazioni si accendono, scrive Marcenaro. Gli avversari si fronteggiano, i parenti si armano. C'è chi ha cacato 2 volte sulla scala a spirale di Santa Maria Novella. C'è chi scoppia di nausea. Siamo sull'orlo di uno scontro epocale. La terza mondiale. Personalmente ne esploderei. Morire per la tella? Portatemi fuori. Uscitemi a pisciare. Così si conclude la notarella di prima pagina di Andrea Marcenaro. Noi andiamo a vedere Italia Oggi. La prima pagina di Italia Oggi si apre con le tasse. Dichiaro ma non verso, irregolarità in crescita, e con gli avvisi di anomalie, quello che abbiamo visto prima, inviati dall'Agenzia delle Entrate, si riesce a recuperare soltanto poco più del 20% dei mancati pagamenti. Insomma, un fenomeno in crescita, scrive Italia Oggi. È rappresentato da che cosa? Dai contribuenti che presentano la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, e non versano in maniera spontanea quote rilevanti delle imposte dovute e dichiarate. Ma nonostante la crescita del numero e degli importi richiesti dall'amministrazione finanziaria con gli avvisi di irregolarità, le riscossioni delle imposte rappresentano poco più del 20% del totale richiesto. Insomma, dichiaro ma non verso. Il tutto sotto gli ottimi, i migliori Conte 2, Mario Draghi. Assieme a Ungheria e Slovacchia, Meloni si è infilata in un'alleanza dei perdenti. Questa è l'opinione che poi vedremo un pochino meglio di Domenico Cacopardo. E poi Gianni Rossi, in prima pagina su Italia Oggi, a Modena un immigrato da €1 all'ora sarà risarcito e avrà il permesso di soggiorno. Dalla Guardia di Finanza è stato presentato invece a Milano un conto molto salato sia a Google che alla Campari, contestate violazioni per 2 miliardi di euro. Il diritto rovescio, il corsivo del direttore Pierluigi Magnaschi. Non mi interessano, scrive Magnaschi, le micro gaffe del ministro Gennaro Sangiuliano.
Voglio sapere come mai esse occupino intere pagine. L'ultima è relativa al fatto che Galileo avrebbe dato consigli a Cristoforo Colombo anche se nacque 70 anni dopo la scoperta dell'America. Stefano Lorenzetto cura una rubrica con le gaffe alla San Giuliano di molte grandi firme, ma tutti fanno finta di niente. Su San Giuliano si abbatte la bufera perché mette nei posti culturali intellettuali della sua area, come prima si metteva gente della sua area, come prima si metteva gente di sinistra, anche quando comandava Berlusconi. Sta commettendo dunque San Giuliano il delitto non solo di scegliere gente della sua area, ma sceglie anche persone capaci come Pupi Avati al Centro Sperimentale di Cinematografia, Buttafuoco alla Biennale di Venezia, Benini al Salone del Libro, Giuli al Maxi. Ma come si permette? Non si è mai fatto e ora si fa. Così Magnaschi difende San Giuliano, il ministro della cultura. Mentre su Italia Oggi vi segnalo l'articolo di Franco Bechis nel suo pseudonimo femminile, Fosca Binker, Fratelli d'Italia su Open, Fratelli d'Italia sta raccogliendo un sacco di soldi. Beati loro, il primo anno a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni ha portato bene al partito Fratelli d'Italia. L'avanzo di gestione è quasi 10 volte superiore al 2022. L'autotassazione dei parlamentari eletti prevede il versamento di 1.000 euro al mese al partito. Meloni è in regola, la Russa no. Nella top 10 della graduatoria dei finanziatori c'è anche il parlamentare con la pistola di Capodanno, Emanuele Pozzolo, che ha versato al partito 37.000 euro. Intanto adesso Giorgia Meloni vive in una villa di 18 vani del valore di 1.100.000 euro che si trova nell'area urbanistica di Roma Sud. L'abbiamo visto ieri. Sempre su Italia Oggi vi dicevo del commento di Domenico Cacopardo. Giorgia Meloni ha scelto l'alleanza con i perdenti, che sono Ungheria e Slovacchia, due paesi anti-europei filo Putin che la trascinano a picco. La premier ha poco da alzare la voce, scrive Cacopardo, e rischia infatti l'isolamento in Europa. C'è poi, a proposito di Europa, una cosa molto interessante. Gli allevatori, ne abbiamo accennata ieri, se ne occupa sempre su Open e su Italia Oggi di stamani Marco Bottazzi. Gli allevatori danesi dovranno pagare una tassa annuale di 90 euro per ogni mucca, a compensazione delle emissioni di carbonio dalle stalle. Gli allevatori di bestiame in Danimarca dovranno affrontare una nuova tassa annuale, circa 90 euro per ogni mucca o maiale, a compenso delle emissioni da allevamento che contribuiscono al riscaldamento globale. Il governo di coalizione danese ha deciso infatti di implementare la prima tassa mondiale sulle emissioni di carbonio nel settore agricolo, che imporrà nuove imposte sul bestiame a partire dal 2030. La Danimarca, che è esportatore di prodotti lattiero-caseari e carne suina, ha l'agricoltura come fonte principale di emissioni del paese. Il nuovo accordo prevede un investimento di 3 miliardi e mezzo di euro in iniziative come riforestazione, creazione di zone umide per raggiungere gli obiettivi climatici nazionali. Intanto è in arrivo l'euro digitale, entra in vigore la regolamentazione europea sulle criptovalute, poi si passerà alla emissione e le auto Ferrari già possono essere acquistate in Bitcoin. Scrive su Italia Oggi Carlo Valentini. Nel mercato mondiale esistono più di 13.000 criptovalute comprate da 420 milioni di utenti, 31 milioni in Europa. E il governo italiano ha approvato il decreto che recepisce il regolamento europeo sulle criptovalute, un tentativo per mettere fine all'anarchia del settore. A sovrintendere Consob e Banca d'Italia. È previsto che Consob si concentri sulla trasparenza del mercato, la correttezza delle informazioni, la tutela degli investitori. Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria, la vigilanza, la sorveglianza sul sistema dei pagamenti. Le violazioni comporteranno pene fino a 5 milioni di euro e 4 anni di reclusione. Gli operatori si dovranno adeguare, ma la trasparenza può preludere a un riconoscimento e a un uso diffuso delle criptovalute e quindi a un loro ruolo più importante. E la Banca Centrale Europea sta lavorando a una moneta elettronica europea, l'euro digitale, che diventerà un punto fermo in un mercato mondiale in cui esistono più di 13.000 criptovalute comprate da 420 milioni di utenti. Su Italia Oggi c'è ancora da segnalare la pagina dei commenti, un hospice modello per malati terminali, scrive
Carlo Valentini, lo ha realizzato l'industriale Seragnoli a Bologna. L'Italia è lontana anni luce dalla filantropia americana, ma ci sono esempi eclatanti, come quello realizzato da Isabella Seragnoli, imprenditrice del gruppo Coesia, 21 aziende del packaging, 2 miliardi e passa di fatturato, azionista importante di Mediobanca, che ha deciso di occuparsi di assistenza ai malati terminali. Un'esperienza vissuta quando la madre di Isabella Seragnoli ha dovuto sopportare una lunga malattia. E così l'azienda ha realizzato alle porte di Bologna una struttura modello, un hospice, dove i malati terminali vengono assistiti sia dal punto di vista medico che psicologico. È a regime l'hospice e ne ha realizzato un altro dedicato ai bambini l'azienda, una sorta di casa nel bosco firmata dall'architetto Renzo Piano. Ed è attivo anche un centro di ricerche. Mentre la Francia, scrive Filippo Merli sempre nella pagina dei commenti di Italia Oggi, ritirerà le sue truppe dall'Africa centrale e occidentale. Franco Adriano si occupa di un'Italia spaccata tra grandi città e paesi. Siamo fermi al partito Frecciarossa e a quello dei treni regionali. Interessante provocazione di Giovanni Orsina sulla Stampa. Politicamente parlando, due universi che non sono uno meglio dell'altro, semplicemente non interagiscono. Due modi di intendere la vita, quasi due religioni, i metropolitani, i provinciali. Italia spaccata. Vi segnalo adesso l'anziano ma sempre in gamba editore Gran Torino, ovvero Riccardo Ruggeri, che si diverte così a vedere quante delle sue intuizioni sullo schifo di capitalismo che abbiamo nel nostro mondo siano state giuste. Il Chief Executive Officer Capitalism è una definizione che ha coniato lo stesso Ruggeri, il CEO Capitalism, il capitalismo di questi signorotti. Molto bello il suo commento, lo trovate su Zafferano News, e la finzione è quella di un Riccardo Ruggeri che intervista il signor CEO, cioè il modello tipico del Chief Executive Officer, no? Mi rendo conto che per uno del suo livello, la crème de la crème delle lobby finanziarie cancel walk euro-americane, può essere imbarazzante affrontare il tema della morte di Satnam Singh, il bracciante indiano, e di tutto quello che c'è dietro. Per noi italiani per bene è stato un pugno nello stomaco, così esordisce Riccardo Ruggeri davanti al fittizio signor CEO. Noi abbiamo creduto al nuovo rinascimento impostoci. Ci avevate detto che il CEO Capitalism sarebbe stato il forcipe per passare da un mondo chiuso a un mondo espanso, al trionfo della scienza e della tecnologia, alla democrazia liberale. Eravamo rimasti piacevolmente sconvolti quando scoprimo che l'iPhone aveva le stesse capacità di calcolo per andare sulla Luna, ma era alla portata di un contadino e di un operaio. Abbiamo creduto che la vostra globalizzazione avrebbe trasformato la classe operaia contadina in classe media, la classe media in elite, rendendoci tutti più colti, più ricchi, più felici. E adesso ci ritroviamo un caso come la morte di Satnam Singh. Abbiamo seguito il vostro protocollo sulle logiche di mercato, il consumatore al centro del mondo, anzi il prezzo per il consumatore al centro del mondo l'abbiamo pagato e adesso dove abbiamo sbagliato? La conversazione inizia qui, ma noi la sospendiamo e andiamo ad ascoltare Pierluigi Magnaschi, dopodiché avremo con noi in studio l'avvocato Diego Soddu. Tutte le domande che vorrete fare le potete fare in diretta sulla vicenda relativa al processo di revisione per la strage di Erba. È stato lo stesso Giorgio Armani a dire: a 90 anni ho fatto la collezione più bella. Si riferiva alla sfilata della sua Privé a Parigi. Il quotidiano USA WWD ha scritto: questa collezione perfetta ha abbagliato tutti. Per Armani il tempo non conta. Non a caso, sempre a Parigi, ha inaugurato in questi giorni anche il Palazzo Armani, ricavato in un edificio del 1864, ristrutturato rispettando ogni centimetro dell'edificio originale che si trova a 2 passi dalla centralissima Avenue Montaigne. Non solo. Nell'ottobre prossimo, proseguendo nella sua corsa, Armani inaugurerà anche la sua residenza luxury a New York.
Fra pochissimi giorni, l'11 luglio prossimo, Armani festeggerà i suoi 90 anni in una festa privata fra pochi parenti ed amici, ma poi proseguirà subito nella sua frenetica attività di stilista eccelso e di imprenditore di successo. La sua storia non vuol finire e Giorgio Armani ne ha ben ragione. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. È tornato l'anticiclone africano sul nostro paese e garantirà una giornata piuttosto calda e all'insegna del sole. In mattinata cieli sereni o al massimo velati praticamente su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni. Nel pomeriggio più nubi al nord, specie sui rilievi alpini centro-orientali, qui anche con locale possibilità di piovaschi. Sempre tutto sole sui restanti settori, temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci in onda. E intanto io, come vi dicevo prima, ho il piacere di avere qui con noi un'altra volta, lo ringrazio per questo, l'avvocato Diego Soddu. Ciao Giulio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, adesso ci siamo anche col tuo canale audio. Avvocato Diego Soddu è il tutore legale di Olindo Romano e di Rosa Bazzi ed è un avvocato che si è occupato praticamente fin dall'inizio di questa complessa storia che noi abbiamo a cuore per un motivo molto semplice, perché è una cartina di tornasole di quanto siamo civili come paese sotto il profilo giuridico, giudiziario, processuale, dell'esercizio concreto della giustizia, dell'amministrazione della giustizia,
con tutto ciò che vi ruota intorno in termini di garanzie per tutti i cittadini e come quanto siamo civili sotto il profilo dell'informazione. E qui tocchiamo un tasto decisamente zoppicante e dal mio punto di vista vergognoso, che da 18 anni a questa parte caratterizza la narrazione di questa vicenda. Intanto, Diego, ci diamo del tu naturalmente in virtù Certo. dei tanti anni di conoscenza comune ormai. Poi dico subito che c'è un'opportunità per chi è all'ascolto di fare tutte le domande che vogliono intorno a questo caso. Se ne hanno compreso gli ascoltatori, come l'hanno compreso subito fin da tanti anni fa, la portata generale di questa vicenda. Naturalmente ci sono anche i destini di 2 persone che noi riteniamo assolutamente ingiustamente in carcere per una strage che non Certamente. hanno commesso. Voi avvocati perché l'avete approfondito dal vostro punto di vista e alcuni giornalisti che hanno voluto documentarsi, i primi fra tutti, li ricordo sempre con grande riconoscenza, Edoardo Montolli, Felice Manti e poi dopo Antonino Monteleone delle Iene. Chi si è voluto documentare è arrivato anche lui alla stessa conclusione, che qui quantomeno c'è da rivedere tutta la narrazione e che quei due lì non c'entrano assolutamente nulla. Proprio nulla. Ma questo qui dovrà essere l'oggetto della discussione del 10 di luglio, tanto per dare una data precisa. Il 10 di luglio la Corte d'Appello di Brescia si riunisce di nuovo, noi ci saremo naturalmente, per capire che cosa succede, perché questo è il punto, anche da capire credo per chi ci ascolta. Il 10 luglio è l'udienza che segue quella del 16 aprile dove ha parlato la difesa. Il 10 luglio, così come hanno anticipato, dovrebbero replicare il procuratore generale e l'avvocato dello Stato ed eventualmente controreplicare le difese. Dopodiché la Corte si ritirerà in Camera di Consiglio e vedremo la decisione che assumerà. Sperando che sia positiva, sperando che ci sia una ordinanza di riapertura del caso, di assunzione di nuove prove, che si dia il là a questa nuova istruttoria, eccetera, Cioè, eccetera. diciamolo un po' volgarmente, mi correggi tu se io mi sbaglio, si capirà se finalmente si fa un processo. Perfetto, Giusto? hai detto proprio esatto. Perché la cosa paradossale e drammatica è che finora un processo vero non c'è stato. C'è stata dico paradossale. un simulacro di processo, ecco, un processo, ecco, farlocco, che parliamoci chiaro, ecco. Io lo dico da un punto di vista di osservatore non tecnico, diciamo, però questo è. Allora, il 10 di luglio prossimo si deciderà, in poche parole, se si riapre una fase, si deciderà in quel giorno? Sì, poi non si sa Dopo, se la Corte d'Appello cosa può succedere, uscirà diciamo. in giornata con una decisione, oppure si può anche riservare di sciogliere la riserva e di comunicarla successivamente, nei giorni successivi. Ecco, questo non è dato sapere. Comunque, diciamo che in sintesi, quel giorno si capisce se si riapre veramente il processo o no, acquisendo i testimoni, le prove e via dicendo, che sono tanti. E in questi giorni, in queste settimane precedenti, noi ne abbiamo parlato da ultimo ieri anche con l'avvocato Morello, che ha fatto attraverso l'esame delle nuove prove scientifiche, in realtà un esame completo. Dicevo che questa occasione di oggi e anche per chi vuole intervenire. Subito apriamo le linee perché abbiamo una mezz'oretta fino alle 9, non è tantissimo. Comunque chi vuole fare domande, fare tutte le osservazioni del caso può farle intervenendo in diretta allo 02 92 94 7222 oppure mandando un messaggio WhatsApp anche audio al 340 6709 659. Non ho capito perché c'è un po' di eco, ma fa niente. Allora, abbiamo già una telefonata, credo, per cui l'ascoltiamo subito. Pronto? Sì, Giulio, buongiorno, sono il Walter, buongiorno anche all'avvocato. Buongiorno. Io ho due domande, a parte il fatto che noi che ti ascoltiamo su questa vicenda ne sappiamo forse più di qualsiasi giornalista sulla faccia della terra, a parte te, Monteleone, Montolli e Manti. Volevo chiedere due cose, la prima è questa: noi sappiamo il primo avvocato che è intervenuto a difendere Rosolindo, l'avvocato d'ufficio, si è fatto firmare delle carte, ha fatto dei prelievi ingiustificati, ciucciandogli, per dirlo popolarmente, tutti i soldi che avevano queste due povere persone. Volevo sapere, questo avvocato è ancora abilitato oppure qualcuno è intervenuto? La prima domanda è questa. La seconda è, sentendo gli interventi in aula dell'avvocato generale dello Stato,
io le mani in tasca me le metterei, perché di fronte a un'ottusità tale, speriamo che ci sia un giudice a Berlino, perché sentire le ottusità che sono state dette da questa persona, non lo so quanto possono essere accolte tutte le cose che noi conosciamo perfettamente. Erano queste due domande semplici all'avvocato, e lo ringrazio te. Buongiorno. Allora, ti lascio subito la parola. Sì, Diego Soddu. buongiorno Walter. Le rispondo a queste due domande. Con Tra l'altro riferimento... c'è una domanda sull'avvocato anche da parte di Beppe via WhatsApp, che è la stessa più o meno. Ok. No, con riferimento all'avvocato Troiano, ma semplicemente la difesa ha preso atto nel momento in cui l'avvocato Gabrielli, che era l'avvocato di Mario Frigerio, cerca di recuperare il credito, cerca di recuperare il proprio credito, fa se non mi ricordo male, un pignoramento presso terzi, presso l'avvocato Troiano, perché risulta dalle carte che lo stesso Troiano aveva preso dei soldi ai suoi assistiti. Ecco, per questo motivo c'è la prova documentale di quello che è stato affermato. Dopodiché non lo so se l'ordine degli avvocati di competenza abbia assunto determinazioni sul suo operato e se abbia fatto chiarezza. Ecco. C'è di fatto questo dato documentale che rappresenta questo spiacevole episodio. L'aveva fatto l'avvocato Gabrielli, difensore di Frigerio. Ecco. L'altra domanda era con relativamente a quanto detto in aula. Quanto detto in aula, ma speriamo che la Corte d'Appello... No, perché diciamolo schiettamente, adesso al di là di tutto, io il rispetto per il ruolo e le funzioni naturalmente va da sé ed è una premessa, però si sono sentite cose che oggettivamente confliggevano con la realtà. Assolutamente, ma una su tutte, quella ancora, la volontà di far credere che Frigerio il 15 dicembre ha riconosciuto Olindo nel suo aggressore, che è veramente un dato informativo del processo assolutamente non corretto, è vero il contrario, è smentito anche dalle prove nuove delle intercettazioni che dimostrano che Frigerio anche nei giorni successivi non sapeva chi l'aveva aggredito. Ecco, io spero, noi speriamo, tutti sperano che la Corte d'Appello finalmente riconosca e dia la possibilità, come tu ricordavi prima, di fare un'istruttoria seria. Ecco. Intanto c'è un altro paio di telefonate, le sentiamo subito, poi dei messaggi che vado a leggere subito dopo le chiamate. Pronto? Sono Albino Buongiorno. sono Albino dalla provincia di Torino, buongiorno. Ascolti, io la vicenda di questi due poveretti veramente la seguo dall'inizio in pratica. La cosa che mi ha lasciato basito, tra tutto l'insieme di fatti che si sono poi susseguiti, è stato l'aver ascoltato che qualcuno ha detto: se voi confessate a uno, adesso non mi ricordo più a chi, ti diamo la cella matrimoniale. In un paese civile una frase del genere avrebbe dovuto annullare il processo, perché quella è circonvenzione di incapace. Ma qualcuno le capisce queste cose o no? Sti due poveretti stanno marcendo in galera per essere stati trattati come due cretini, povere persone veramente, un minimo di pietà umana, almeno quello, niente, manco per l'anticamera. Signor Cainarca, io quando le telefonavo tanti anni fa, le dicevo sempre: meglio in una cesta piena di cobra e di vipere che davanti ad un magistrato. Questa era sempre la mia frase, per ciò che posso pensare io nel mio piccolo della magistratura. Comunque speriamo in Dio che queste persone trovino finalmente giustizia. Grazie per l'attenzione, buongiorno e buona trasmissione. Grazie a lei. Se c'è un'altra chiamata la passiamo subito. 02 92 94 7222. In studio con noi l'avvocato Diego Soddu. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Dario, chiamo dal Veneto. Prego. Volevo chiedere, quando è chiaro che qualcuno durante il processo non dice la verità, esempio, non ho mai fatto il nome di Olindo e invece risulta che l'ha fatto 9 volte, oppure
tante altre, non dovrebbe essere automatico un procedimento nei confronti di questa gente che dice il falso acclarato? È una Cioè, domanda perché, interessante. e la seconda cosa che volevo dire è questa, no? Sembra che in tutta questa vicenda siano state costruite delle prove, costruite forse è una parola grossa, non vorrei, però sia state diciamo costruite delle prove nei confronti di questi due poveretti, no? Ora, tempo fa con l'intelligenza artificiale erano riusciti a fare un video in cui John Lennon, mi sembra, faceva i tortellini assieme alla nonna. Allora, con questa intelligenza artificiale che avanza, in un caso come questo sarebbe potuta uscire fuori magari una telecamera da qualche parte che riprendeva i due che commettevano questo. È una cosa che a me un po' preoccupa. Vi ascolto per radio. Ecco, grazie. qui apriamo due problemi completamente diversi. Però, avvocato Diego Soddo, ti lascio subito la parola, perché sono due questioni interessanti poste dagli ascoltatori. La prima, con riferimento alle pressioni che i coniugi hanno avuto durante gli interrogatori, il radioascoltatore ha centrato proprio il problema. Oltre alla promessa della cella matrimoniale, abbiamo ascoltato tutti l'audio degli interrogatori. Hai trasmesso molte volte gli audio degli interrogatori. Tutti ci ricordiamo anche la frase che un pubblico ministero espressamente dice a Olindo a un certo punto: basta, tua moglie viene trasferita di carcere e Non vi vedete lei più. non la rivedrà mai più. Ecco, queste sono pressioni indegne di un paese, voglio dire, civile. Mi fermo, ecco, sicuramente idonee a sollecitare la narrazione falsa di una persona che ha già i suoi problemi, ecco, e che è, voglio dire, innamoratissimo della propria moglie. Gallorini l'abbiamo sentito tutti alle Iene, nelle varie trasmissioni. In aula dice di non aver mai fatto il nome di Olindo a Frigerio. Chiunque guarda o sente l'audio si accorge del contrario. Gallorini per ben 9 volte suggerisce, indica, fa il nome di Olindo a Frigerio. Dopodiché in aula dice il contrario, e questo è chiaramente una falsa testimonianza, né più né meno. Dopodiché, voglio dire, non è stato ad oggi attenzionato dall'autorità giudiziaria, è un reato che chiaramente purtroppo ad oggi è prescritto, ma nulla vieta alla Corte d'Appello di istruire questa parentesi processuale, e se c'è un reato, se è stato commesso un reato e noi, voglio dire, la richiesta di revisione è fatta anche per quello, per accertare se ci sono stati dei reati che hanno falsato il procedimento di primo grado. Perché è ovvio che nel momento in cui in primo grado Gallorini dice non ho mai suggerito il nome di Olindo, è chiaro che la Corte d'Assise di Como dice bene, preso atto di questa testimonianza, Frigerio è genuino, Frigerio non è stato suggestionato, a Frigerio non è stato suggerito il nome, quindi Frigerio è attendibile. Se salta fuori, ed è già saltato fuori, voglio dire, mediaticamente, basta solamente avere il coraggio di accertarlo in un'aula di giustizia che qualcuno, cioè Gallorini, ha suggerito il nome, allora quella è una falsa testimonianza, è un reato che, seppur prescritto, incidentalmente influisce su quello che è il contenuto di una valutazione che deve essere assunta da capo. E allora la domanda è: oggi, con questo suggerimento, che è frutto di falsa testimonianza, una Corte come valuta l'attendibilità di Frigerio? Era genuino o è stato suggestionato? E poi chi vuole, voglio dire, rispondere alla domanda, risponda. Poi, oggi sarà oggetto di valutazione. La mia valutazione è stato suggestionato. Oggi dire, ha no? gli strumenti per farlo, chi vuole rispondere a questa domanda. Oggi ha gli strumenti per farlo, il 10 luglio ha gli strumenti per decidere. Noi ci auguriamo che questa decisione sia chiaramente istruiamo il processo. Non stiamo dicendo, la difesa non sta dicendo il 10 luglio assolveteli, la difesa sta dicendo
dateci la Allora, possibilità di fare un'istruttoria seria, oggettiva, con prove nuove, che prove nuove, poi esatto. valuteremo, discuteremo se riusciranno a mettere in discussione una sentenza che è passata in giudicato. Ecco, tu hai spiegato in maniera molto chiara, con queste parole, il modo in cui una questione che emerge, per esempio, da una informazione corretta, no? Noi Certo. abbiamo ascoltato le parole del Basta luogotenente ascoltarlo. Gallorini e abbiamo capito che lui ha detto il falso in aula, no? Perché lui dice: io non ho È mai così. detto il nome di Olindo. Tu lo ascolti e lo senti 9 volte e in maniera suggestiva, come hanno poi certificato fior di esperti, non osservatori banali, il professor Strata, il professor Sartori, tanti Ma altri. tutti l'abbiamo sentito. Quindi in maniera, diciamo, tale da conficcare il nome di Olindo nella mente di Frigerio, in poche parole. Quindi quello lo abbiamo appurato tramite una corretta informazione. Il punto è che questa corretta informazione non è ancora entrata nelle aule del tribunale. Deve entrare in un'aula di tribunale, deve essere oggetto di valutazione. Questo è il punto chiave, no? E tra l'altro, fammi dire una cosa, se uno dice non ho mai fatto il nome e glielo fa 9 volte, qualcosa non torna, soprattutto se quell'uomo ha una divisa Certo. ed è un protagonista principe delle indagini fin dall'inizio. Quindi qualcosa non torna. Perché devi dire che non gli hai detto il nome se glielo hai fatto 9 volte e hai tirato fuori? Secondo, altra cosa che io reputo incredibile, perché se tu scriverai una notazione, dirai il 20 dicembre, cioè quando quello Ci sono state lui gli fa queste 9 domande, volte il nome, il 20 dicembre il signor Frigerio non escludeva che potesse essere Lolindo. E non è vero. E non è Anche vero. questo non è vero perché non risulta dagli atti. Non solo, ma questa cosa clamorosa, perché se tu il 20 dicembre hai uno che ti dice ma io forse è stato proprio Lolindo, allora subito dopo, mezz'ora dopo, arriva il pubblico ministero, lo reinterroga il povero signor Frigerio e gli E cava invece fuori la quella verità. annotazione non entra Quella nel annotazione bagaglio delle informazioni dei pubblici e ministeri. comparirà soltanto il 7 gennaio infilata dentro nelle carte di una perizia elettrica sull'utenza elettrica dell'appartamento della strage. Ma qui c'è qualcosa che veramente non quadra alla radice. Sì, sì. No? Quindi No. ci sono tutte cose che La devono essere risposta, oggetto di voglio dire, valutazione. viene di conseguenza alla Devono domanda che hai essere fatto. valutate. Allora Luciana da Udine ci scrive, poi se abbiamo altre telefonate le passiamo allo 02 92 94 7222 che è libero in questo momento. Allora Luciana da Udine via WhatsApp, potresti rivolgere all'ottimo avvocato Soddu questa osservazione. Dovreste far capire ai giudicanti che a voi interessa solamente che riparino all'errore madornale e che non agirete contro di loro, anche se lo meriterebbero. Magari si potrebbero sciogliere. Temo che abbiano paura delle conseguenze se riconoscessero il loro vergognoso comportamento, scrive Luciana. Chi paga se si riverifica l'errore? E questo è un altro tema enorme, ma diciamo che sarebbe conseguente a una certificazione dell'errore. Allora, chiaramente il ruolo del giudice è un ruolo delicatissimo, un ruolo importantissimo e noi confidiamo che, voglio dire, i giudici della Corte d'Appello siano persone sufficientemente serie per non farsi, ecco, influenzare dalle conseguenze di una loro giusta decisione. Dopodiché la difesa chiede che vengano assunte queste nuove prove per ribaltare un giudicato che non sta né in cielo né in terra e che Olindo e Rosa possano riconquistare la libertà, voglio dire, da liberi cittadini. Dopodiché chi ha sbagliato giustamente dovrà pagare, ovviamente. Ma questo è un secondo tempo. Sì, certo. Per quanto riguarda, ecco, la domanda di prima, quello dell'intelligenza artificiale, sarebbe curioso di mettere, non lo so come si possa fare, di mettere i dati oggettivi in un sistema e vedere la risposta che ne esce. Sì. Ecco. Sicuramente, voglio dire, ne uscirebbero delle belle, ecco. No? Per esempio, se ricostruissimo, mi viene in mente in questo momento la scena della morte successiva, della Cherubini, chiaramente qualsiasi e i momenti immediatamente successivi, cioè la fuga degli assassini, ne verrebbero fuori delle belle lì. Certo, anche perché quei due assassini, se avessero fatto il tragitto che le sentenze dicono, sarebbero stati visti da tutti gli abitanti della corte come minimo, no? Ma poi e non li ha visti nessuno. È impossibile una ricostruzione così come è stata riportata in sentenza della Cherubini. Della morte della moglie del signor Frigerio.
un minimo di intelligenza umana e non Neanche artificiale ci arriva, certo, ecco. certo. Allora Luca da Brescia ci scrive una domanda per l'avvocato: visto che è così evidente che un processo degno di tal nome non c'è stato, e dato che l'avvocato generale dello Stato è innegabilmente pro condanna dei coniugi, non si poteva risparmiare tempo e andare direttamente in Europa a chiedere giustizia, cosa che fu già fatta peraltro a suo No, tempo, no? purtroppo non si può fare Il perché ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo è un'altra cosa. è un'altra cosa, è un altro istituto, sono altre dinamiche, altre norme. Purtroppo in Europa non si può andare a discutere nel merito un processo. C'è, voglio dire, la sovranità di ciascuno Stato dell'Europa che gestisce i propri affari. In Europa si va per la violazione dei diritti dell'uomo, ma non nel merito della vicenda. Ecco, non è semplice rispondere in 30 secondi. Purtroppo non si può andare in Europa, se no l'avremmo fatta, ecco, Per questa ottenere, diciamo, il richiesta. risultato finale bisogna percorrere la strada della Sì, revisione. ma fosse, ma senza andare in Europa, probabilmente se ci davano l'opportunità di andare con tutto il rispetto per l'Albania, voglio dire, avremmo avuto più chance in Albania, ecco. Allora, personalmente, scrive Giovanni, non so dire come stanno le cose, ma credo che la revisione sarà rigettata perché non possono accettare quello che di fatto sarebbe un processo alla magistratura. E speriamo di no. Speriamo di contraddire. Oltretutto, quello della revisione è un bellissimo istituto, no? Perché c'è una sentenza che voi citate, anche, la citano anche gli avvocati di Olindo e Rosa nel loro ricorso della Corte di Cassazione, che chiarisce la ragione profonda dell'istituto di revisione. Certo. Che è una ragione molto semplice: far trionfare la verità e la giustizia. Ma allora, la giustizia, la magistratura, tutti noi non dobbiamo avere paura di un processo di revisione. Il processo di revisione, se da un lato scoperchia gli errori, le malefatte, le ingiustizie, dall'altro fa riesumare quella che è la giustizia con la G maiuscola. Ecco, sicuramente uno Stato riconoscendo un'ingiustizia ne esce vincitore. Allora, abbiamo 3 minuti, però voglio girarti anche alcune considerazioni ulteriori fatte via WhatsApp dagli ascoltatori. Paolo da Valenza scrive: ciò che mi manda ai matti è che la vicenda Rosa Olindo è costellata da errori, mancanze, omissioni. Scusate la mia ignoranza, ma è possibile che nessuno paghi per questo? Sommessamente mi chiedo, come mai nel mio mestiere gli errori come minimo me li assumo e a volte li pago, e in questa storia nessuno pagherà, se non 2 persone che palesemente c'entrano nulla. Sono osservazioni terra ma sostanziali, vero? Sono domande che mi faccio anch'io. No, terra nel senso buono, dico, Sì, perché sì, sono concrete, diciamo. certo. Qual è il compito della magistratura? Chiedeva lì. Solo giudicare o accertare i fatti? E anche questa è un'osservazione basilare. Il compito della magistratura è in primis accertare un fatto, una volta che hai accertato un fatto, poi giudicarlo. Anche Ruggero fa una domanda, credo, molto interessante, giusta e centrata. Da cittadino non entro nel merito del processo, ma da quanto emerge mi assilla un tremendo dubbio. Come possono essere avvenuti i 3 gradi di giudizio precedenti? Questa è una domandona, eh? Ma allora, questa è una domanda. Uno basta che se li va a guardare su internet, c'è il materiale informativo per documentarsi e per indignarsi. Paradossalmente siamo oggi, a distanza di 17 anni, con un'informazione forse finalmente seria e matura per approfondire un caso, e ci si pongono queste domande. Ma questa è la diretta conseguenza della malinformazione che c'era prima, ovviamente. Tutti dicono la revisione è un cioè tutti, è così, cioè l'istituto della revisione è un istituto eccezionale, difficilissimo, si contano sulle dita i casi di revisione, quindi state scalando una montagna, eccetera, eccetera. Paradossalmente, ci accorgiamo, voglio dire, dell'innocenza di Rosa Olindo nel processo di revisione piuttosto che nel grado di merito, e questo la dice lunga. Ancora 2 messaggi. Un ascoltatore ci scrive: può esserci la parola aporia in una sentenza
per ergastolo, come la Cassazione ha scritto. Aporia vuol dire proprio qualcosa che non quadra, che non torna. Questa è una delle è una contraddizione in termini. La sentenza di Cassazione mette la parola fine, cerca di mettere la parola fine in questa vicenda, dicendo che testualmente, nonostante numerose aporie, il caso è chiuso. Cioè, aporia è una domanda che non ha risposta. Quindi quella che doveva essere l'anticamera del ragionevole dubbio è stata, voglio dire, la premessa di una sentenza ingiusta. Si parte proprio da qua, Giulio. Allora, l'ultimo messaggio, Maurizio, dal sito del Quirinale. Tra le onorificenze risulta un certo Luciano Gallorini, cavaliere l'ordine al merito dal 27/12/2001, e anche con la motivazione di aver brillantemente risolto il caso di Erba. Brillantemente, poi, insomma, che ti devo dire? dovremmo vagliarlo attentamente. Sì, Comunque, io ringrazio Diego Soddu. A questo Grazie punto a te, ci Giulio. ritroviamo direttamente in aula il 10 di luglio. Speriamo. Grazie a Diego Soddu, Grazie a tutore tutti. legale di Olindo Romana Rosa Bazzi, in vista della revisione del processo della strage di Erba. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci qua, come dicevo poco fa, in onda con un orario leggermente diverso rispetto al solito. La conversazione che tutti i venerdì possiamo avere con il professor Fabrizio Pezzani, che ringraziamo naturalmente, che dovrebbe essere già collegato con noi. Professore, buongiorno e grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ci sarebbero tante cose da dire, ma io vorrei partire, se tu sei d'accordo, professore, dalle notizie che ci arrivano in tema di formazione
Beh, due sarebbero gli argomenti interessanti secondo me. Poi naturalmente, siccome questa è Radio Libertà, c'è la libertà da parte tua di scegliere gli argomenti che tu ritieni interessanti, perché lo sono sempre dal tuo punto di vista e quindi anche dal nostro, visto che la tua analisi è sempre stimolante. Allora, per me sono interessanti oggi due questioni. Il duello Biden-Trump, che è una cosa raccapricciante per molti versi. Lasciami usare le parole appunto in libertà, perché si fronteggiano due anziani, uno messo peggio dell'altro, ma non è che l'anzianità sia diciamo una cosa negativa in sé. Nel caso specifico mi sembra che sono messi molto male questi due, uno dei due poi malissimo. E addirittura l'agenzia ANSA oggi apre la prima pagina dicendo che i democratici americani sono in forte panico per la situazione di Biden. E l'altra notizia invece è che noi siamo andati a votare, si commenta il voto, il post voto per il Parlamento europeo, le elezioni europee e poi ti ritrovi la stessa minestra di prima. L'Europa sceglie ancora Ursula von der Leyen, l'Italia fa la vocetta, la vociona, la vocina grossa, ma più o meno le cose vanno in quella direzione. E magari ti regala uno strappuntino di commissario da qualche parte per un italiano. Insomma, Ursula von der Leyen bis, come se niente fosse. Questo cosa ci dice secondo te dello stato delle nostre democrazie? Tra l'altro ti faccio questa domanda perché tu ti sei occupato anche con due bellissimi articoli che magari verranno poi pubblicati anche sul nostro sito proprio dello stato della nostra democrazia. Come siamo messi? Domanda retorica. Siamo messi in un certo senso. Le due vicende che tu hai riportato, l'America e l'Europa, hanno una cosa in comune, no? E cioè la difficoltà di cambiare le persone. Ora, mentre negli Stati Uniti questo è particolarmente evidente perché tu porti, hai detto giustamente, non è l'età, perché alla fine uno può essere lucido, presente, noi abbiamo avuto tantissimi esempi di persone anziane, di politici anziani che hanno saputo offrire certe volte il meglio di se stessi, no? E questo mostra la difficoltà del ricambio generazionale. Quindi negli Stati Uniti c'è una sorta di lotta contro il tempo, ma di fatto il vero problema che c'è anche in Europa è la mancanza di ricambio generazionale e la tendenza a chi è al governo a mantenere il governo nonostante la realtà sia contro queste persone. Allora, gli Stati Uniti, cominciamo dall'Europa. L'Europa con questa scelta si presume che andrà a finire così, e questo è già un fatto negativo di per sé, ma gli attori che conducono la danza sono due perdenti alle elezioni europee, cioè Macron e Scholz, entrambi perdenti nel loro partito e nel loro partito all'interno del gruppo elettorale tedesco e francese. Quindi hai ragione quando dici c'è una forma di diciamo, questi non avrebbero titolo per poter riconfermare la Ursula von der Leyen, che peraltro è stata negativa come posizione, è stata subordinata agli ordini e agli inviti di Washington, insomma, no? Quindi c'è stato un assoluto ripiegamento sulle volontà esterne e questo non ha contribuito, se non di facciata nella realtà, perché la guerra in Ucraina è stata fortemente voluta dagli Stati Uniti e gli europei si sono accodati quando forse una saggia e sana politica avrebbe permesso di evitare la guerra. Oramai che ci sei devi subirne le conseguenze, ma è certo che questa asimmetria, no? Proprio direi asimmetria tra il parere del popolo, fra virgolette, sovrano
e le scelte della elite della governance dell'Europa sono così stridenti da mettere l'Europa in un grado ulteriore di difficoltà, perché è evidente che chiunque del passato vada al governo si troverà una opposizione molto diversa rispetto alle precedenti e quindi sarà ancora più difficile ricomporre una sorta di bene comune, e sarà ancora più difficile ricomporre una unità di intenti in un'Europa che rischia di spezzarsi fra la governance dettata non dalle elezioni, ma dettata direi da una incapacità, perché io la vedo proprio come un'incapacità totale di capire qual è il tuo ruolo. Il tuo ruolo è quello di governare un paese portandolo verso il bene comune e non di realizzare i tuoi interessi personali. Ma questo è sia nel caso degli Stati Uniti sia nel caso europeo è il riflesso della storia, no? Perché la storia ci mostra nel suo lungo svolgersi in millenni e non in decine di anni. I millenni ci mostra i processi evolutivi che portano le società al collasso, no? E il principale elemento che determina l'avviarsi del collasso è la perdita da parte della governance, da parte dell'elite. Non è che diventino più stupidi o siano più incapaci dal punto di vista del pensiero, non è che diventino incapaci totalmente, ma perdono i legami con il senso della loro missione. E quindi questa caduta della governance rispetto al ruolo che deve occupare è un fattore decisivo nei processi di collasso sociale. E questo è sempre stato così, insomma, ma anche da noi, come in Francia, come in Germania, noi in parte abbiamo saputo rimodellare il governo, insomma, no? Con molti ostracismi all'esterno, insomma. Ma quello che io vedo in entrambi i casi è l'incapacità di chi governa di rinunciare al governo, ma di volerlo a tutti i costi. Guarda, non è dissimile la situazione di Netanyahu, cioè anche lui, insomma, no? Quando Shimon Peres venne accusato in modo ingiusto, no? di fatti fraudolenti, Shimon Peres disse: io mi dimetto da primo ministro perché voglio potermi difendere da un'accusa che non ritengo giusta da privato cittadino. Netanyahu ne ha 4 o 5 di procedure penali e ha voluto addirittura fare una legge per modificare la giustizia e sottoporla al potere politico, insomma, no? Quindi in tutti questi casi mostrano una perdita progressiva di contatto con la realtà e, e l'avvicinarsi di un sistema di collasso sociale, insomma, no? Professore, stamattina abbiamo una conversazione smart, come si dice, cioè molto, molto più corta, però alla luce di quello che hai appena detto, io una domanda te la voglio porre per chiudere brevemente questa conversazione, no? Il quadro è quello che tu hai tracciato, ma una piccola nota, tornando all'Europa: sono 3, Italia, Ungheria e Slovacchia, i paesi che dicono no alla riedizione di questa maggioranza Ursula von der Leyen, no? E con le nomine indicate. Sono soltanto 3, il resto dei paesi rappresenta l'80% della popolazione dell'Unione Europea. Quello che voglio dire, fa bene l'Italia a dire no, o per Realpolitik farebbe meglio a dire sì e in cambio però mi date qualcosa, visto che in gioco ci sono questioni importanti, dal green all'agricoltura, al bilancio, a tutto il resto. Tu come la vedi? Meglio la Realpolitik o meglio dire no? Bella domanda. Allora, dal punto di vista personale, e qui ragiono dal punto di vista personale, dal punto di vista personale, una volta che tu decidi una linea la conservi, d'accordo?
perché può essere che alla fine questa linea diventi pagante. In termini di realpolitik potrebbe essere utile, come come diceva Montanelli, turarsi il naso e votare, sì, tapparsi il naso e votare Ursula. e votare a favore, insomma, no? È una scelta questa molto, molto difficile. Da una parte c'è l'opportunismo e da un'altra parte c'è la coerenza. Paga di più l'opportunismo o paga di più la coerenza? Io ti direi anche che la realpolitik con questi soggetti non è molto affidabile, perché se anche io ottenessi un commissario nell'ambito, comunque in una posizione minoritaria, nell'ambito di un governo fatto da altri, la mia posizione al governo sarebbe sempre minoritaria. Avrò un posto ma non conto nulla. Insomma, quindi il problema si pone in questi termini, insomma, no? Quindi io non, come dire, è una situazione, Giulio, talmente in evoluzione e talmente fluida, perché non dimenticare che c'è anche la Gran Bretagna, anche se non è in Europa, che Sunak salta, insomma, o dovrebbe saltare, insomma, no? Quindi siamo in una situazione di grande fluidità, per cui bisognerebbe, come dire, dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, riuscire a mantenere, e qui ci vorrebbe un Andreotti, riuscire a mantenere una posizione di apparente distacco, ma contemporaneamente di avere qualche vantaggio. Potrebbe essere il fatto che mi astengo dalle elezioni anziché votare contro. Ecco, queste sono scelte. Insomma, vedremo adesso vedremo come si gioca, gioca questa partita. Intanto io ringrazio il professor Fabrizio Pezzani. Grazie professore, buona fine settimana. Grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata. Vediamo domenica le elezioni francesi. Esatto, che sono un appuntamento molto interessante. Grazie professore. E poi c'è anche il voto in Gran Bretagna. Buona giornata, grazie. Il sussidiario.net, per non andare a scuola dai cattivi maestri. Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente, con il suono delle dita si combatte una battaglia. Beh, ogni tanto non fa male recuperare Demetrio Strato, Segliare, non è male in confronto a tutto quello che gira oggi musicalmente parlando. Comunque, al di là di queste stupidaggini, io do il benvenuto, che non sono stupidaggini, il benvenuto e il buongiorno ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale di ilsussidiario.net. Buongiorno Alessandro e grazie. Buongiorno Giulio. Allora, abbiamo finito di conversare poco fa con il professor Fabrizio Pezzani, un altro accademico, un altro professore emerito di storia economica alla Statale di Milano, Giulio Sapelli, apre l'home page stamattina del sussidiario.net sugli stessi temi di cui parlavamo poco fa col professor Pezzani, cioè l'analisi del post voto per il Parlamento europeo e delle nomine dei nuovi top jobs, adesso li chiamano così, no? Cioè gli incarichi di vertice dell'Unione Europea, della Commissione in particolare. E dice il professor Sapelli al sussidiario una cosa abbastanza preoccupante, Alessandro, no? In prospettiva, cioè che la vittoria tedesca, perché secondo Sapelli le nomine sono una vittoria tedesca, punto e basta, e questo ci porterà allo scontro frontale con Mosca. Aumentano così le probabilità di un inasprimento dello scontro con Putin. E che questa non è una buona notizia, perché significa andare in direzione guerra, no? Certo, assolutamente. Ma diciamo che le nomine certamente non aiutano, come dire, a creare dei ponti. C'è di fatto una crisi di democrazia sempre più profonda in Europa. Si vota, ma il risultato non cambia niente. Alla fine sembra che comandano chi perde e non chi vince le elezioni. Queste nomine certamente, in particolare la nomina della Callas, certamente fa slittare verso est
il centro di gravità geostrategico dell'Europa. Ecco, perché Appunto, Sapelli nota, giusto appunto, come tu hai appena evidenziato correttissimamente, nota che la nomina della premier estone Kaja Kallas come ministro degli esteri della Commissione von der Leyen, cioè alto rappresentante per la politica estera, significa nominare un politico di uno Stato confinante con la Russia e molto nemico della Russia, molto timoroso della Russia. Quindi questo significa oggettivamente intensificare il conflitto con Mosca, no? Certamente, se tu poi certamente ricorderai il presidente francese Macron, che a un certo punto, come dire, fa delle dichiarazioni anche a favore di un intervento diretto da parte dell'Europa nella guerra in Ucraina, capisci che stiamo assistendo a politici che fanno discorsi guerrafondai e magari sono poi questi politici che magari non hanno neanche fatto il servizio militare. Quindi sì, sicuramente queste nomine, anche a mio avviso, porteranno a inasprire il rapporto con la Russia. E poi c'è Non un altro... certo- certo, se poi c'è un altro articolo, stavo dicendo Alessandro, interessante su questo tema, dietro le nomine europee in prima pagina in home page sul sussidiario di stamani, di Antonio Fanna, che analizza più dettagliatamente il riflesso italiano di tutta questa partita, un'operazione per isolare sostanzialmente Giorgia Meloni e per dividere ECR, cioè il fronte dei conservatori europei di cui fa parte Fratelli d'Italia, no? Al Consiglio europeo l'Italia si è astenuta su von der Leyen, ma ha votato contro gli altri due, Costa e Callas. Ecco l'operazione per isolare Giorgia Meloni. Inevitabile questo isolamento dell'Italia e tra l'altro, diciamo prima, in nome della Realpolitik magari ci sono anche conseguenze negative a rimanere isolati in Europa, ti fanno passare sopra la testa cose che non condividi, dal green all'agricoltura, al bilancio, all'austerità, no? Ma certo, questo certamente. Però è certo che c'è anche l'altra faccia della medaglia ed è quella che l'Italia e il governo e la Meloni possono più decisamente come dire, fare una battaglia politica in Europa, perché oggi questa Europa è un'Europa che non è in sintonia con il popolo. E quindi tutte le politiche green che citavi tu sulla casa, sull'industria automobilistica e su tutto il resto, come dire, possono essere delle occasioni, delle opportunità per l'Italia di poter dire fino in fondo quello che si pensa. Quindi, come dire, orientare di più l'azione politica a un vero cambiamento dell'Europa. L'Europa di oggi non è un'Europa che piace. Ecco, a proposito di Europa, e qui c'è un legame diretto con una questione che ha fatto abbastanza rumore anche su scala interna e della quale adesso magari parliamo, no, Alessandro? Sul sussidiario c'è un altro articolo molto interessante in home page stamani, quello di Stefano Bressani su Marina Berlusconi. Cosa c'entra Ursula von der Leyen? Nel titolo la questione è riassunta così: Marina Berlusconi, un piano politico che guarda al PD per difendersi da Ursula. L'intervista di Marina Berlusconi al Corriere della Sera, un'intervista nella quale in sostanza Marina Berlusconi ha detto attenzione, qua c'è il rischio delle destre in Europa, destre che non mi piacciono, con riferimento in primis credo a Marine Le Pen, ma non solo, perché l'occhio era anche all'Italia, dove ci sono destre tipo quelle di Salvini che non piacciono evidentemente o altro. Comunque Marina Berlusconi ha detto due cose: le destre non sono un pericolo, e su temi cosiddetti di libertà, di diritti civili, LGBTQ+, eccetera, eccetera, io la penso come la Schlein. Quello deve essere l'orientamento culturale e politico. In che senso però per difendersi da Ursula? Ma guarda, intanto quello che si può dire è che sicuramente questo tipo di intervista di Marina Berlusconi va in controtendenza rispetto a quello che è il lascito del padre, di Silvio Berlusconi. Perché io vorrei ricordare l'intervento che dopo 9 anni, nel 2022, il presidente Berlusconi fece all'insediamento del governo Meloni,
il discorso che fece appunto il Senato, dove, e ripeto testualmente, Berlusconi disse: bisogna tutelare i diritti della persona, bisogna tutelare la vita dal concepimento alla morte naturale, sostegno alla natalità, valorizzare la famiglia e la sua funzione sociale che è irrinunciabile. Chiaro? Queste sono le parole del presidente Berlusconi in Senato, dopo 9 anni che non lo vedeva più presente in quella sede istituzionale. Quindi su aborto, fine vita, LGBTQ, Sì. Berlusconi la pensava esattamente al contrario della figlia di Marina Berlusconi. Quindi diciamo che non fa un bel servizio a quello che è stato tutto il progetto e la fatica politica di suo padre. E ricordiamo anche sull'altro aspetto di questa paura dei movimenti di destra che crescono in Europa, ricordiamo che il grande lavoro che fece Silvio Berlusconi fu quello di portare piano piano al governo tutto l'elettorato del Movimento Sociale Italiano. Sarebbe stato possibile una presidenza del Consiglio Meloni senza Silvio Berlusconi? Io non credo. Berlusconi ha costruito in 30 anni di attività politica un centrodestra unito, proprio perché ha saputo valorizzare e coinvolgere partiti che fino ad allora erano, ai margini della politica italiana. Questo è uno dei lasciti più importanti di Silvio Berlusconi. Allora, questa intervista un po' mina, la solidità di quel lascito di Silvio Berlusconi, cioè indebolisce il centrodestra, indebolisce il lascito di Silvio Berlusconi, che, ricordiamolo, era un liberale, un cattolico, europeista e atlantista. Ecco Alessandro, il pezzo che citavo di Stefano Bressani sul sussidiario di stamani dedicato a Marina Berlusconi è molto interessante anche per una serie di altri motivi. Primo, osserva Bressani, l'intervista di Marina Berlusconi al Corriere dice una cosa, e qui sì c'è una certa continuità con il padre, no? Cioè che è lei la proprietaria di ultima istanza del partito Forza Italia, il partito fondato da Berlusconi. Primo. Seconda partita interessante, secondo Bressani non è escluso che Giorgia Meloni, che tutto sommato è poco rappresentata, può contare poco sulla RAI, perché il RAI comanda storicamente il centro-sinistra, e può contare poco sulla nuova Mediaset che ha aperto alla sinistra, alla grande, no? Vedi il caso Berlinguer. Beh, insomma, non è escluso che la Premier possa mettere mano alla famosa questione del conflitto di interessi, che nessuno aveva mai toccato con Berlusconi vivo, no? Un conflitto di interessi oggettivamente c'è, argomenta Bressani, e ci sono tanti timori da parte di Forza Italia che Giorgia Meloni voglia mettere mano alla legge Gasparri che tuttora congela questo conflitto di interessi. Se si mette mano a questo, un intervento radicale sulle norme che regolano i media in Italia, insomma, si andrebbe anche nella direzione europea, perché l'Europa più volte ha detto, no, che bisogna mettere a posto la questione, che il conflitto di interessi c'è. Interessante questa prospettiva, no? Allora Marina Berlusconi interviene anche per questo? Per tutelarsi? Ma guarda, noi già in una delle puntate precedenti avevamo annotato come Mediaset anche in campagna elettorale abbia fatto la scelta in qualche modo di contrapporsi in maniera forte non tanto alla sinistra ma a un partito in particolare della coalizione di centrodestra. Avevamo detto che Mediaset, in qualche modo si era posta contro la Lega, contro Salvini. Certo, il conflitto di interesse è un tema presente non da oggi. Io non credo assolutamente che convenga a nessuno, minacciare. Certo è che preoccupa il fatto che alla fine Forza Italia sia
come dire, gestita da persone, come dire, che stanno dietro. Se tu ricorderai, quel provvedimento sul tassare gli extraprofitti delle banche non andò in porto per un semplice motivo, e lo sappiamo benissimo qual è. Quello era un provvedimento giusto, era un provvedimento che andava preso, e purtroppo non è andato avanti semplicemente perché toccava degli interessi. Allora, certamente questa questione del conflitto di interesse è una questione importante, che se non si risolve una volta per tutte, credo che, come dire, ne acquista la politica e ne acquista la trasparenza. Bene. Allora, Alessandro, io ti ringrazio come al solito, grazie ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.net, che è un sito sempre pieno di stimoli interessantissimi per leggere in controluce tanti fatti che sennò passano via. Il punto di vista del sussidiario, secondo me da lettore, è veramente imprescindibile. Grazie Alessandro anche per questo lavoro che fai. Grazie mille. Grazie a te, Giulio. Buona giornata. Tra poco con voi il direttore Giovanni Sallusti con l'editoriale del mattino, ma anche con la successiva conversazione più lunga del venerdì, in questo caso con Roberto Arditti. Caro Giulio, la sua rassegna stampa di oggi è stata veramente...